Maria Teresa Ruta, Raffaella Carraro, Giovanna Nocetti, Katia Vicerelli e tanti altri, Paolo Limiti. Quindi personaggi veramente importanti che ci faranno e ci regaleranno, ci faranno vedere abiti meravigliosi e ci regaleranno bellissime emozioni. Che dire, io sono emozionata e sono felice di ripartire e di essere protagonista con il calcio in crociera, di essere qui a bordo con la MSC, e prima di concludere vorrei fare un augurio ai miei concittadini, alla squadra Rosso di Sena che ha vinto il secondo trofeo e ci saranno di quest'anno, quindi un in bocca al lupo a tutti gli atleti ma soprattutto ai miei concittadini. Grazie. Benissimo, quindi un applauso, e ci voleva naturalmente questo aspetto, questo, come dicevamo prima, spirito di appartenenza, tifo, tipo bello, pulito, e quindi come in questo caso la madrina di questa squadra sarà lei, e quindi chissà che ci sia naturalmente un ottimo campionato per i concittadini. Ringraziamo il emozionante, giustamente parte l'applauso, emozionante l'aspetto, perché io credo che in questo scenario, poi dando intanto un'occhiata anche a Venezia e parlando poi come succede per tutti i relatori con il cuore, io credo che l'emozione, la passione siano gli ingredienti principali di questa giornata. Però credetemi, il mio compito è anche quello di sottolineare che se tutto si sta svolgendo alla perfezione lo dobbiamo a quegli sponsor che sin dall'inizio in queste 8 edizioni hanno sempre creduto e si sono abbinati appunto a questo spettacolo del calcio in crociera per rendere sempre più diciamo, all'altezza della situazione anche la loro immagine, o viceversa, perché in alcuni casi anche gli organizzatori sono stati onorati della presenza appunto di sponsor veramente prestigiosi. E allora io ringrazio l'agenzia Viaggi Doge Crittina, ringraziamo Achille Scarpa, un applauso naturalmente a coloro che sono presenti, dislocati in tutte le postazioni e ci seguono. Poi abbiamo Strabla, il mago della calzatura, Angelo Strabla, se presente, anzi io vorrei che, eccolo qua, se vuole approfittare, visto che è anche vicino, posso raggiungerla, per un salutino così, alla veloce, via, Angelo. Ringrazio tutti per questa iniziativa e spero che vada avanti per anni e anni e anni. Per anni, perfetto, quindi Angelo, da parte nostra naturalmente il ringraziamento da parte degli organizzatori, poi Marina Fiorita e Gregolina Lavori Marittimi, Stefano Costantini e Francesco Gregolina che dovrebbero essere appunto presenti, li salutiamo, sono amici storici naturalmente anche loro di calcio in crociera, poi Potterra Casan, Vinicola, Iplay Futsal, Massimo Chirico, Michele Mafucci e Francesco Borgi, loro sì che ci sono, e allora li chiamo velocemente per spiegarci anche come sta andando questa iniziativa. Allora Massimo Chirico, Michele Mafucci e Francesco Borgi. Battezziamo naturalmente un relatore, perché non tutti i presenti erano con noi a giocare a calcetto. Serve principalmente per organizzare partite di calcetto e per socializzare. Lo scopo è quello quindi di diffondere la passione che abbiamo per il calcio a 5, in particolare comunque 7 e 8, e niente, appunto il progetto è questo, niente di più, calcio in crociera, e siamo contenti appunto di essere qui. Vi ringraziamo naturalmente anche perché grazie a voi saremo aggiornati durante questi 7 giorni di tutto quello che si verifica. Per quello che riguarda invece gli altri sponsor, grazie naturalmente ragazzi, complimenti per la ottima idea. Per quello che riguarda gli sponsor, saluto anche Guido Brescia della Gelo SRL, credo non sia presente. C'è? Allora Guido Brescia, facciamo un saluto proprio. No, io veloce, poi ci penso io a dilungarmi eventualmente, quindi vai tranquillo. Io volevo innanzitutto salutare Andrea Segato per l'opportunità che mi ha dato anche questa volta, avendo già partecipato al torneo femminile come sponsor. E nulla, in bocca al lupo all'evento, che sicuramente sarà positivo come i precedenti. E nulla, sport è già una azienda giovane, di conseguenza vicinissima a questi eventi. Con Andrea ci avvicina un'amicizia anche per il calcio, sono tra i 2 allenatori, per cui nulla, in bocca al lupo per tutti e buona avventura. Bene, naturalmente queste sorprese che facciamo, grazie naturalmente
a Guido Brescia. Stiamo arrivando naturalmente alla conclusione di questa presentazione, poi ricordo, coordinati anche da quello che è il servizio perfetto, andremo al ristorante Edera per quello che riguarda il pranzo assieme, quindi occasione anche per portare altre domande a quelli che sono i nostri relatori importanti che abbiamo presenti, i giocatori. Però prima di chiudere appunto questo momento interessante, e direi di sentire anche da Andrea, che credo avrà anche modo di ricambiare tutti questi ringraziamenti, ecco, magari Andrea se vuoi recuperare quel microfono, andare a sentire se ci sono anche delle novità, oltre alla sfida che abbiamo lanciato alla federazione, novità per quello che riguarda il calcio in crociera del 2011. Sì, Marco, grazie. Stiamo concludendo questa stagione 2010, però siamo già proiettati nel 2011 che sarà un anno di novità importanti per quanto riguarda la nostra organizzazione, le novità sono di casa. Novità importanti, faremo una crociera con una squadra di Serie A di calcio a 11 con tutto il team, staff tecnico e tutto quanto. Ci sarà l'opportunità di conoscere questi giocatori, di averli a seguito una settimana, e oltre alla crociera rimarrà anche un ricordo per questa crociera trascorsa con i campioni. Punteremo, come avevo preannunciato prima Massimo Bertodello, al camp estivo per i bambini. Punteremo a delle settimane a tema organizzate per fasce di età di bambini, con psicologi, posturologi al seguito e uno staff tecnico non indifferente. Tutto questo sempre di questa squadra di Serie A che a giorni dovremo presentare. Pertanto, oltre alla manifestazione dei tifosi con i calciatori, la scuola calcio con i campi estivi con lo staff tecnico di una squadra di Serie A, e naturalmente in primavera ci sarà la manifestazione femminile che grande successo ha avuto, piace, attrae, e il calcio femminile è un fenomeno che è in piena crescita, sta crescendo, ha poco spazio e noi come calcio in crociera glielo daremo. Naturalmente ci sarà il maschile con il quarto trofeo, immagino, MSC Crociere, e la manifestazione di giugno sempre con il maschile. Pertanto 2011 di grandi appuntamenti, di grandi eventi, sempre con ospiti importanti al seguito, e sempre col sistema calcio in crociera che piace, attrae e coinvolge sempre più fasce d'età. Tutto qui. Spero di avervi numerosi anche nei prossimi eventi, spero di avervi presenti anche nelle nostre prossime presentazioni, e penso che possiamo concludere così con i saluti, e andiamo a pranzo tutti, così ci riposiamo. Grazie comunque a tutti per la partecipazione. Con grande naturalezza, quando il Presidente dice tutto qui, qualcuno potrebbe dire ma non è mica poco, anzi